benvenuti a questo nostro incontro che vogliamo dedicare a un personaggio della nostra città, il primo sindaco del ritorno dell'Italia a Trieste nel 1954, e poi sentiremo tutto il suo amore per la nostra gente, per la nostra città. In comune è stato ricordato nel giorno della sua dipartita e noi vogliamo ricordarlo perché i suoi insegnamenti, il suo stile di vita, il suo essere cristiano impegnato in politica possa essere di stimolo, di esempio per la nostra collettività e per ciascuno di noi. Ma anche vuole essere il nostro ritrovarci, e ringrazio la Lega Nazionale che ha voluto organizzare questo significativo incontro, perché la memoria di Gianni Bartoli rimanga, perché il nome di Gianni Bartoli fu sempre legato a Trieste, finché un certo oblio, un cambiamento di sensibilità. No, noi vogliamo che la memoria delle persone che si sono spesi per il bene comune da credenti e da persone rispettose e da persone che hanno saputo arginare i totalitarismi del secolo breve non vengono mai dimenticati. Questa è la ragione per cui noi oggi siamo qui. Auguro a me e a voi un buon ascolto. Grazie Don Ettore intanto per l'ospitalità che ci dà in questa sede prestigiosa, per il coinvolgimento in questa iniziativa. Prima di dar corso alle relazioni, io avrei piacere se l'assessore Roberti volesse dirci due parole. Grazie, buonasera a tutti, davvero due parole, soltanto per portare il saluto del Presidente dell'amministrazione regionale, ovviamente del Presidente Massimiliano. E anche il tuo personale, no? Ovviamente, Massimiliano Frega, ma io sono un po' a casa, posso anche non portare il saluto. No, ovviamente anche mio personale. Dicevo che mi sento un po' a casa, quindi sono abituato ad avere a che fare con Don Ettore, con il suo modo di fare, no, scherzi a parte. Io voglio ringraziare innanzitutto la Lega Nazionale, la NGVD e l'Associazione Culturale Studium Fidei per l'occasione di oggi. Non è l'unico appuntamento dell'associazione, anzi ne fa tanti in questa sala, tanti incontri vengono fatti in cui si cerca di raccontare la storia, anche la storia della città, la vita cristiana di tanti personaggi che hanno vissuto nel secolo scorso, nella storia più recente, la nostra città, ed è un appuntamento importante non soltanto per quello che rappresenta Gianni Bartoli, basta fare, poi lo sentiremo dalle relazioni, ma rappresenta quella che è la storia vera del nostro territorio, perché raccoglie in sé un po' tutti quelli che sono gli elementi, dalle origini istriane all'attività professionale in un'importantissima azienda triestina che ha fatto la storia della nostra città, al suo impegno politico, primo sindaco della città di Trieste dopo ritorno all'Italia. Ha trascorso dei periodi che hanno segnato la storia di queste terre, quindi sentirne raccontare anche nell'ottica del suo impegno civile e politico da cristiano impegnato nella vita politica e civile del nostro territorio è sicuramente qualcosa di interessante, e ovviamente la vicinanza della regione, la presenza della regione non è semplicemente perché Don Ettore appunto mi ha detto devi venire assolutamente, devi esserci assolutamente, altrimenti non farti vedere più la domenica qua da queste parti, ma proprio perché crediamo che sia appunto un appuntamento importante, e la collaborazione, l'organizzazione, la coorganizzazione che c'è stata con Lega Nazionale e NGVD dà ovviamente quel tocco in più che ci serve per un appuntamento come questo. Quindi vi ringrazio e sono anch'io curiosissimo di ascoltare le relazioni tanto di Sardo Salbertini quanto del professor Pilotto, che sono sempre molto accurati ed interessanti nelle loro esposizioni. Grazie. Grazie a te, caro. L'onorevole Nicole Matteoni vuol dirci anche lei. Stiamo ad ascoltarla attentamente. Eccoci, grazie. Io oggi porto anche i saluti del sindaco di Piazza
e di tutta l'amministrazione comunale di Trieste per questo importante evento che celebra e ricorda una figura fondamentale della storia politica della nostra città, il sindaco, come è stato ricordato Gianni Bartoli, che ha avuto un ruolo fondamentale nell'amministrazione del nostro territorio subito dopo il ritorno di Trieste alla madrepatria. Un patriota, un cattolico, un cristiano che ha con la sua azione di governo plasmato quella che è la Trieste che oggi noi conosciamo, e quindi una figura importante che va ricordata, che va soprattutto ricordata e raccontata alle nuove generazioni, perché uno dei problemi che spesso accade su queste figure storiche che sono state fondamentali nella nostra storia, nella costruzione del nostro presente, è proprio il dimenticare. Quindi ben vengano queste iniziative. Io spero anche che ci saranno diverse anche nuove pubblicazioni sul ruolo che ha avuto di questo sindaco, che è stato, come si ricorda, fondamentale, a cui molti appunto associano solo il capo di Piazza Bartoli, quindi solo l'intitolazione della via, ma invece c'è molto da raccontare. Sono anch'io curiosa di sentire le vostre relazioni, che saranno fondamentali e importanti, quindi ringrazio anche tutte le associazioni che hanno dato il loro contributo, la Lega Nazionale, la NVGD, ovviamente anche Don Ettore Mannati, che si è speso per portare a casa questo intervento, e soprattutto per aver accolto appunto in questa bellissima sede che non conoscevo tutti noi qui stasera. Quindi buona serata e grazie ancora. Grazie a lei. Allora io darei la parola al professor Stefano Pilotto, così nel frattempo anche mi libero della tosse. È acceso, adesso devi studiare. Adesso è acceso. Beh, solo premetto se vuoi venire qui che il professor Stefano Pilotto, per chi non lo conoscesse, ma credo siano ben pochi a non conoscerlo e apprezzarlo, è vicepresidente della Lega Nazionale, docente, e sulle materie storiche si muove non da appassionato ma da professionista. Grazie. Buonasera a tutti, grazie Don Ettore per la gentile ospitalità. Cari amici, illustri autorità, oggi parliamo di una figura esemplare per la nostra città, non solo per la nostra città, ma anche per l'Istria, per l'Italia in generale. La figura di Gianni Bartoli è esemplare perché visse in un periodo cruciale per la storia di Trieste. Quest'anno la Lega Nazionale produrrà i propri sforzi per ricordare l'importanza degli eventi del 1953. Quest'anno è un anniversario tondo, 2023. Ricorderemo quanto successe davanti alla chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo all'inizio di novembre del 1953, quando caddero 6 italiani e furono quelli che abbiamo chiamato gli ultimi martiri del processo risorgimentale italiano. È dire quel processo che iniziò nel XIX secolo e che avrebbe avuto come obiettivo quello di concludere il sogno della nazione italiana, quella di creare uno Stato nazionale italiano che comprendesse al proprio interno tutti i territori che erano prevalentemente popolati da cittadini italiani. Fu un processo articolato, difficile, certamente anche costellato da successi, ma anche da momenti di grande difficoltà. E le nostre terre, come noi sappiamo, hanno sopportato sulle spalle il peso di queste difficoltà, in ragione della geografia. È la geografia che spiega la storia, e il contatto fra popoli e culture diverse porta a conflitti, a contrasti, a volte molto sanguinosi, che si traducono poi con ferite e lacerazioni che durano negli anni e nei secoli. E Gianni Bartoli nacque a Rovigno all'inizio del secolo, nel 1900, era un uomo del XX secolo. Rovigno, molti di voi la conoscono, penso e spero forse tutti voi la conoscete, una delle più belle cittadine dell'Istria,
Una cittadina dell'Istria che è costruita intorno ad una sublime chiesa, la chiesa di Santa Eufemia, che ha un meraviglioso campanile che ricorda l'architettura veneziana. Ebbene, quelle terre istriane, e più a sud fiumane e più a sud ancora dalmate, come noi sappiamo, hanno ospitato la cultura italiana per secoli e per certi versi continuano ad ospitarla, poiché abbiamo diversi cittadini italiani di lingua e cultura italiana che hanno continuato a vivere in quei territori. La gran parte, purtroppo, dopo la Seconda Guerra Mondiale dovette partire. Rovigno è un emblema, è una luce. E da Rovigno Gianni Bartoli, nato da una famiglia italiana che peraltro nutriva sentimenti irredentisti. Cosa vuol dire avere sentimenti irredentisti? Vuol dire fare il tifo per il completamento del risorgimento italiano. Attenzione a non confondere l'irredentismo con esasperazione, esacerbato nazionalismo o in qualche modo con estremismo. L'irredentismo era un sentimento che era nato nella seconda metà del XIX secolo, dopo le guerre di indipendenza, la prima che non aveva portato a grandi risultati, la seconda che avrebbe portato alla proclamazione del Regno d'Italia, la terza che avrebbe permesso di includere anche il Veneto all'interno del Regno d'Italia. Poi ci sarebbero stati gli eventi romani, quelli del 1870, e dopodiché si tese a dimenticare che mancavano ancora dei territori. Questi territori erano quelle che Matteo Imbriani chiamò le terre irredente: Trento, Trieste, l'Istria, la Dalmazia, i territori da sempre popolati da italiani, cittadini autoctoni che quindi avevano vissuto ai tempi della Repubblica di Venezia e quindi erano considerati a tutti gli effetti come cittadini di lingua e di cultura italiana. Ebbene, si doveva aspettare fino alla Prima Guerra Mondiale, quindi Gianni Bartoli non nacque in Istria quando l'Istria non era ancora italiana, faceva parte dell'impero austro-ungarico. Sappiamo che dal 1912 gli venne poi, in età molto tenera, a studiare a Trieste dopo la morte del padre, studiò a Trieste, visse quindi a Trieste il periodo della prima redenzione di Trieste, quello della Prima Guerra Mondiale, e poi dopo la Prima Guerra Mondiale si trasferì a Torino per studiare al Politecnico, dove diventò poi ingegnere. Ecco che la formazione di Gianni Bartoli nel periodo del fascismo fu una formazione caratterizzata invece dall'aderenza al mondo cattolico. Non a caso conobbe Don Luigi Sturzo, che sarebbe stato l'uomo fondamentale che avrebbe creato il Partito d'Azione, e si avvicinò agli ambienti cattolici. Peraltro non dimentichiamo che anche negli anni del fascismo, soprattutto dopo la firma dei patti lateranensi, il connubio fra lo Stato italiano e la Chiesa fu un connubio felice, almeno nei primi anni 30. Poi ci sono state tutte le questioni storiche, peraltro interessantissime, legate al rapporto fra il papato e lo Stato italiano nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, al difficile ruolo del Santo Padre nel periodo del Secondo Conflitto Mondiale, durissimo per l'Italia, tragico per l'Italia, che si sarebbe concluso con la sconfitta e con la perdita dei territori orientali. Ed ecco che nel corso della Seconda Guerra Mondiale Gianni Bartoli si avvicinò al mondo della resistenza di ispirazione cristiana, quella che noi chiamiamo la resistenza bianca, per differenziarla dalla resistenza rossa, che era invece caratterizzata da coloro che volevano sì abbattere il regime fascista, ma sostituirlo con un regime di stampo socialista o comunista. Ma vi era anche la resistenza, e noi qui nella nostra regione conosciamo le ferite all'interno della resistenza, in particolare ci riferiamo agli incidenti della Malga Porzus del 1945 e alle divisioni in seno alle varie facce o sfaccettature della resistenza. Ma Gianni
Gianni Bartoli si era avvicinato proprio alla resistenza di stampo bianco, cristiano, e questo l'avrebbe mantenuto nel momento della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, avrebbe partecipato quindi ai tentativi di ricostruzione seguendo una collaborazione con tutti gli ambienti cattolici, aveva fatto parte della FUCI, era stato un esponente quindi di tutte quelle associazioni cattoliche che cercavano di ricostruire l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale per evitare il peggio, poiché non dimentichiamo che vi era stata anche l'ipotesi o l'opzione comunista. Ricordo molti anni fa quando ci fu un convegno nella bellissima cittadina di Moschiena in Istria, organizzato dall'Università di Fiume, sul ritorno di Trieste all'Italia. E ricordo che dopo la mia relazione un anziano signore croato mi fece una domanda e mi chiese: ma lei è d'accordo sul fatto che quando il 12 giugno del 1945 i soldati jugoslavi lasciarono Trieste, Tito aveva perso Trieste? Risposi sì, però quello era stato il risultato di una forte pressione internazionale. Voi sapete che quando gli jugoslavi arrivarono a Trieste il 1 maggio del 45 volevano restarci e volevano annettere Trieste alla Jugoslavia, e furono gli angloamericani, in particolare gli Stati Uniti d'America, a lanciare un ultimatum a Tito nella seconda metà di maggio del 45, con il quale invitarono i soldati jugoslavi e Tito a lasciare Trieste, poiché non era previsto che Trieste dovesse passare alla Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. E quello fu un momento nevralgico per la storia della nostra città. Il 12 giugno i primi sospiri di sollievo vennero espressi dalla cittadinanza triestina dopo quei terribili 42 giorni di occupazione, e lì bisognava ricostruire, e l'uomo del destino in quel momento in Italia fu Alcide De Gasperi, e con De Gasperi Gianni Bartoli avviò tutta poi la sua carriera politica. Fu il momento in cui De Gasperi, con moderazione, non dimentichiamo le parole che gli espresse alla conferenza della pace di Parigi, quando si presentò e disse a tutti coloro che stavano davanti a lui: gentili signore e signori, sento che tutto tranne la vostra particolare cortesia è contro di me. L'Italia aveva perso la guerra, era molto difficile limitare i danni. De Gasperi c'era riuscito con il Trentino Alto Adige, con gli accordi De Gasperi-Gruber del 1946, con i quali era riuscito a mantenere in Italia il Trentino Alto Adige, pur con molte condizioni che bisognava rispettare nei confronti della cultura tedesca. Quindi la frontiera del Brennero venne mantenuta. Molto più difficile, signore e signori, era mantenere i confini orientali. Perché? Perché l'Italia era un paese sconfitto, anche l'Austria era un paese sconfitto perché faceva parte della Germania dopo il 1938, e quindi il negoziato fra De Gasperi e Gruber fu un negoziato fra sconfitti. Il negoziato fra l'Italia e la nuova Jugoslavia era un negoziato fra un paese sconfitto e un paese vincitore, che peraltro aveva occupato Trieste il 1 maggio del 1945. Periodo difficilissimo, durissimo, che molti di noi conoscono e che qualcuno conosce anche per effetto dei racconti dei propri padri o dei propri nonni. E quello fu il momento in cui si arrivò alla firma del Trattato di Pace, il 10 febbraio del 1947. Per fortuna oggi quella data viene ricordata dallo Stato italiano, è il giorno del ricordo, e il Paese si inginocchia per riflettere su quel periodo storico e anche per onorare tutte le vittime innocenti che pagarono con la vita il prezzo di una guerra perduta e di una sconfitta per il Paese. E pagarono solo qua, pagarono molto di più qui rispetto a tante regioni italiane, come noi sappiamo. Ma il 1947 fu la data che poi sancì anche lo sviluppo del tragico esodo istriano-fiumano-dalmata, quando divenne chiaro che tutta l'Istria, che il Quarnero, che la Dalmazia, quella città di Zara, e le isole sarebbero passate alla Jugoslavia. Iniziò l'esodo tragico che avrebbe portato a più di 300.000 connazionali a lasciare quelle terre. E Trieste, cosa si fece di Trieste? Con il 10 febbraio del 47 le potenze vincitrici decisero di creare un
un territorio libero di Trieste. Fu l'oggetto di un paziente, difficilissimo negoziato. Non dimentichiamo che la Jugoslavia di Tito voleva stabilire la frontiera sul fiume Isonzo, in un primo momento addirittura sul Tagliamento, poi si accontentarono dell'Isonzo. Cosa voleva dire fissare la frontiera sull'Isonzo? Voleva dire far entrare in Jugoslavia Gorizia, Gradisca, Monfalcone, Duino, Trieste, tutta la Carniola, tutta l'Istria. Gli angloamericani invece erano più generosi nei confronti della posizione italiana, poiché avrebbero lasciato all'Italia tutta la costa dell'Istria, gli americani partendo addirittura da Albona, gli inglesi partendo dal sud di Pola, ma avrebbero lasciato Pola, Rovigno, Parenzo, Umago, Cittanova, Capodistria, tutta questa fascia all'Italia. Era evidente che fra le due linee, fra quella anglo-americana e quella jugoslava, peraltro sostenuta dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, c'era una grande differenza, e in mezzo si inserì il compromesso francese di Georges Bidault, e il compromesso francese di Georges Bidault permise quindi di creare in mezzo un territorio libero di Trieste, uno stato cuscinetto che avrebbe dovuto un po' dividere i due contendenti e creare una zona internazionale che avrebbe dovuto essere amministrata da un governatore nominato dalla nuova organizzazione delle Nazioni Unite. Ma scoppiò la guerra fredda fra est ed ovest, il consenso fra Washington e Mosca non si manifestò sul nome di un governatore, il territorio libero di Trieste fu diviso in due zone, la zona A con la città di Trieste fino grosso modo a Muggia, e la zona B che da Muggia andava fino al fiume Quieto e che era in realtà amministrata dalla Jugoslavia. A Trieste arrivò il governo militare alleato, in particolare gli inglesi e gli americani, e ci fu questo periodo di interregno e la città ancora era in attesa di una decisione che avrebbe dovuto suggellare il proprio definitivo destino. Cosa sarebbe stata Trieste? Una terra di nessuno? Sarebbe stato un territorio senza né arte né parte, senza una identità culturale, un territorio internazionale amministrato per sempre dalle Nazioni Unite? Questa era in qualche modo la possibile ipotesi. È pur vero che la creazione del territorio libero di Trieste, secondo la volontà dei diplomatici del tempo, avrebbe dovuto essere una soluzione provvisoria, ma quanto sarebbe durata questa provvisorietà e quando si sarebbe chiusa la partita per Trieste? Periodo per l'Italia difficilissimo, 1948, le prime elezioni della Repubblica Italiana, le prime elezioni democratiche. Il nuovo partito della Democrazia Cristiana di De Gasperi si presentò e vinse, stravinse le elezioni. La Democrazia Cristiana ottenne la maggioranza assoluta dei seggi al Parlamento. Malgrado tutto, De Gasperi decise di creare il primo governo, mai da soli, disse De Gasperi, sempre con i partiti piccoli del centro, per creare un sostegno più vasto al governo. Si trattava anche lì di compiere una scelta di campo. Nella guerra fredda che ormai era scoppiata già dal 1946, pensate che nel 1946 Stalin aveva pronunciato un discorso il 9 di febbraio con il quale aveva chiaramente deciso, aveva detto: noi abbiamo due opzioni, o continuare la collaborazione con gli alleati occidentali, anglo-americani, francesi, oppure staccarci da loro, e fu la seconda opzione che scelse Stalin. Disse: l'Unione Sovietica ha vinto la guerra in ragione del nostro pensiero, del nostro modello, del modello del socialismo reale. L'Unione Sovietica si stacca dai paesi imperialisti, capitalisti occidentali e persegue il suo cammino verso il socialismo reale. E con grande orgoglio patriottico lo fece Stalin, e da quel momento
46, 47, scoppio totale della guerra fredda. Dall'altra parte Harry Truman aveva risposto con la dottrina Truman pronunciata durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Stiamo parlando del 12 marzo del 47 e Truman disse chiaramente: gli Stati Uniti aiuteranno tutti i movimenti nel mondo che combattono contro il comunismo. Fu una dichiarazione di guerra ideologica all'Unione Sovietica e quindi le carte erano giocate ed erano scoperte. L'Italia si trovava quasi in mezzo. L'Italia che era molto vicina al mondo dell'est, vicina alla Jugoslavia comunista, l'Italia che aveva il più potente partito comunista dei paesi occidentali, il Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, amico di Stalin, compagno di Stalin in tutti i sensi, che voleva quindi avviare anche l'Italia verso il socialismo reale. Togliatti, che come ricordate si era anche espresso alla fine della seconda guerra mondiale e aveva detto che sia Trieste che Gorizia avrebbero dovuto essere donate alla Jugoslavia, avrebbero dovuto essere passate alla Jugoslavia. Quindi questo era un partito comunista italiano che godeva del sostegno di una importante parte, non maggioritaria, del popolo italiano. E il Partito Socialista di Pietro Nenni, che era meno radicale rispetto a quello di Togliatti, ma che certamente non era amico dei paesi occidentali, tant'è che quando dopo la vittoria delle elezioni del 1948 la Democrazia Cristiana di De Gasperi prese le redini del governo con la legittimità derivante dal voto popolare, ecco che da quel momento si cominciò a pensare ad una scelta di campo, e la scelta di campo arrivò nel 1949, quando venne creata l'Alleanza Atlantica, e fu quello il momento in cui De Gasperi all'ultimo momento ricevette la telefonata con l'invito ad aderire. Stiamo parlando dell'inizio del 49, il patto sarebbe stato firmato il 4 aprile del 49. De Gasperi ricevette la telefonata e avviò il dibattito democratico in Parlamento. Ci fu un ostruzionismo potente da parte delle forze della sinistra, perché non volevano né Togliatti né Nenni che l'Italia firmasse il patto atlantico. Leggendo gli atti della Camera dei Deputati, Nenni pronunciò una frase molto forte nei confronti di De Gasperi, quasi umiliante. Nenni disse: signor Presidente del Consiglio dei Ministri, lei vuole nuovamente associare l'Italia ad un patto. Orbene, noi ricordiamo la tragedia del patto d'acciaio che Mussolini firmò con Hitler nel 1939. Ma aggiunse Nenni: ma almeno, onorevole De Gasperi, allora Mussolini poteva contare su almeno 14 divisioni militari italiane. Lei oggi ne ha solamente 2 o 3. Come dire, che cosa si impegna in un patto militare con l'Occidente se non abbiamo nemmeno le forze militari? Siamo a pezzi dopo la seconda guerra mondiale. Fu un momento potente in quel momento lì, ma De Gasperi andò avanti perché c'erano i numeri. Quando si arrivò al voto passò la mozione e l'Italia aderì al patto atlantico, scelta di campo verso l'Occidente. Il patto atlantico, come ha spiegato molto bene il professor Massimo De Leonardis in un suo bel libro sul problema di Trieste e l'Alleanza Atlantica, diventò lo strumento per l'Italia per cercare di ottenere Trieste. La solidarietà con gli Stati Uniti d'America, con il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sarebbe stato, e con la Francia, sarebbe stato utile e opportuno per ottenere il necessario sostegno per recuperare il territorio libero di Trieste. Tant'è che già prima delle prime elezioni del 1948, un mese prima, il 20 marzo del 1948, venne trasmessa la dichiarazione tripartita. Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti dichiararono che erano disposti a trasferire tutto il territorio libero di Trieste, sia la zona A che la zona B, alla Repubblica Italiana, ovviamente se avessero vinto le forze favorevoli all'Occidente. Quindi era un modo certamente per sostenere De Gasperi durante l'agone elettorale. Anche l'Unione Sovietica aveva detto qualche cosa per cercare di sostenere Togliatti e Nenni. L'Unione Sovietica aveva detto che era disponibile a trattare la questione delle colonie italiane prefasciste. Quali erano le colonie italiane prefasciste? Non era l'Etiopia che venne conquistata dall'Italia nel 1936, ma erano l'Eritrea, la Somalia e la Libia, le colonie che l'Italia aveva acquisito prima del periodo del fascismo, e l'Unione Sovietica era disposta a discutere e a vedere se era possibile
lasciare all'Italia il controllo di quelle ex colonie. Anche questa era una dichiarazione che voleva sostenere i partiti della sinistra italiana, ma in realtà queste due posizioni non influenzarono più di tanto l'elettorato italiano, come si è dimostrato, e si sarebbe arrivati quindi a questa scelta di campo. Nel 1949 Gianni Bartoli diventò sindaco di Trieste, quindi potete immaginare qual era l'atmosfera storica in cui si stava giocando la partita per Trieste. Ma che cosa era successo a rovinare i piani? A rovinare i piani era intervenuto lo strappo fra Tito e Stalin. Nel giugno del 1948 Tito aveva deciso di lasciare il Cominform, si era staccato dal blocco comunista dell'Est, non voleva obbedire ai dettami del Cremlino, il Cremlino voleva dirigere i movimenti comunisti dell'Europa centro-orientale, tutti gli altri paesi si erano allineati, volenti o nolenti, la Jugoslavia si staccò e da quel momento la Jugoslavia diventò un paese interessante per i paesi occidentali. Ma come? Questo signor Tito, che ne ha fatte di cotte e di crude, e noi a Trieste sappiamo benissimo quali furono le tragedie, perché in una città come Trieste i massacri delle foibe non verranno mai dimenticati e non verranno mai trascurati, e quindi il nome di Tito è sempre associato a quella tragedia italiana. Ma per gli americani, che non avevano avuto alcun morto nelle foibe, per gli inglesi che non avevano avuto alcuna vittima nelle foibe, Tito diventava un esponente interessante che poteva essere ulteriormente sedotto verso Occidente, anche per indebolire il blocco dell'Est. E da quel momento quindi la politica statunitense nei confronti della Jugoslavia fu molto più morbida, e quindi la possibilità per l'Italia di De Gasperi di recuperare Trieste fu molto più difficile, tant'è che quando ci fu il secondo viaggio di De Gasperi a Washington gli venne detto che la situazione era radicalmente mutata e quindi che le speranze di ottenere un appoggio per recuperare Trieste erano remote, e da lì si arrivò lentamente poi agli incidenti del 1953. Certo, nel 1953, il 5 marzo, morì Stalin. Con la morte di Stalin ci fu un allentamento della guerra fredda, poiché era Stalin il leader che avrebbe potuto scatenare una guerra di invasione in Europa occidentale, era Stalin che era considerato un esponente pericoloso. Con la morte di Stalin si avviò un periodo di transizione in Unione Sovietica, poi le leve del comando sarebbero state ereditate da Nikita Khrushchev, ma solo dal 1955, quindi dal 53 al 55 ci sarebbe stata una gestione collegiale, Molotov, Malenkov, Beria, Bulganin, Khrushchev insieme gestirono gli affari dell'Unione Sovietica, e quindi quelli fu il momento in cui si aspettava qualche cosa. Le pagine di Diego De Castro sul problema di Trieste sono esemplari da questo punto di vista, e si aspettava qualche cosa, e lì emerse la forza della Chiesa Cattolica. Monsignor Santin, che abbiamo ricordato qualche giorno insieme proprio in questa sala, fu un simbolo, un elemento esemplare in quegli anni. Monsignor Santin, che aveva svolto il ruolo di mediatore al momento della resa delle truppe tedesche a Trieste all'inizio di maggio del 45, Monsignor Santin che seguiva la fede cattolica, che è la fede che porta a proteggere la popolazione, a evitare conflitti, a evitare momenti violenti, momenti cruenti. E Gianni Bartoli, che diventò sindaco di Trieste nel 1949, ci sarebbe rimasto per 8 anni fino al 1957. Fu quello il momento in cui si doveva lentamente e possibilmente preparare almeno il recupero della zona A del territorio libero di Trieste. Ma la zona A era negletta, era dimenticata. Ci sarebbero voluti i giovani, la primavera di Trieste, i giovani che nel 1953 erano andati a Re di Puglia a ricordare la vittoria della Prima Guerra Mondiale e che erano tornati entusiasti, pieni di sentimenti patriottici,
nei confronti della Repubblica Italiana, tornarono a Trieste con il tricolore e si scontrarono con la polizia britannica. Una polizia britannica che aveva cercato di essere in qualche modo neutrale, ma che non aveva capito cosa vuol dire a Trieste essere neutrali. Il fatto della neutralità a Trieste non vuol dire mettere sullo stesso piano la popolazione italiana e quella slovena, che tutte e due devono essere ampiamente rispettate, ma bisogna considerare certamente il divario numerico fra la popolazione italiana e quella slovena. Chi esercita una perfetta neutralità tante volte non rende servigio a quelle che sono le reali presenze. Allora, vietare ai giovani italiani di usare il tricolore per ricordare la vittoria nella Prima Guerra Mondiale, peraltro una vittoria che l'Italia aveva concluso insieme alla Gran Bretagna. Avevamo vinto la guerra con i francesi, con gli inglesi, quindi sarebbe stato assurdo vietare l'uso del tricolore per un giorno, per 2 giorni, il 5, il 6 di novembre del 1953. I caduti. Davanti a Sant'Antonio la polizia britannica sparò, i martiri e il sindaco che diventò interprete in quei momenti del dolore della popolazione, della prostrazione della popolazione, e insieme alle forze della Chiesa, i funerali, il momento in cui bisognava attivamente collaborare con il governo italiano per favorire il ritorno di Trieste all'Italia. E lì tra il novembre del 1953 e l'ottobre del 1954 passò quasi un anno e in quell'anno il governo italiano riprese a chiedere, e anche le grandi potenze occidentali si resero conto che la questione di Trieste doveva essere risolta per quanto era possibile. Non ci si poteva impegnare sulla zona B, sarebbe stato molto difficile, ma la zona A, che era controllata dal governo militare alleato, quindi dalle forze occidentali, poteva essere trasmessa alla Repubblica Italiana. Si arrivò con difficilissimi negoziati al memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, con il quale la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti d'America decisero di trasferire la zona A del territorio libero di Trieste alla Repubblica Italiana. Si arrivò poi al 26 ottobre del 1954 al ritorno dei soldati italiani a Trieste, di fronte ad una folla oceanica che occupò la Piazza dell'Unità d'Italia e tutte le rive, la presenza poi qualche giorno dopo delle grandi navi della Marina, l'Amerigo Vespucci, e l'arrivo del Presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi, sto parlando del 4 di novembre del 1954, e la concessione della medaglia d'oro alla città di Trieste. E lì sul palco Gianni Bartoli, insieme al Presidente della Repubblica, insieme al giovane Ministro della Difesa Paolo Emilio Taviani, che ho avuto anche la fortuna di conoscere prima della sua scomparsa, e che mi raccontò di quelle giornate e mi diede anche il suo diario, dal quale trassi quelle parole straordinarie con cui Paolo Emilio Taviani descriveva quella giornata. Disse: travolti tutti i cordoni, abbandonato il protocollo, le ragazze triestine impazzite. Sono parole commoventi che ricordano come la passione italiana in quella giornata si sarebbe esplosa e si sarebbe manifestata in modo potente nel cuore della nostra città, dove Gianni Bartoli era protagonista in quel momento, esemplare elemento di unione fra il potere politico italiano, fra il necessario supporto della Chiesa Cattolica e fra il massiccio sostegno della popolazione italiana. Il ritorno di Trieste all'Italia non rappresentò però la conclusione dell'opera di Gianni Bartoli, poiché negli anni successivi bisognava gestire l'esodo. Perché quando nel 1954 fu sicuro che la zona A sarebbe passata all'Italia, fu anche sicuro che la zona B non sarebbe passata all'Italia.
E allora le nuove ondate dell'esodo, l'accoglienza, i centri di profughi, il comune di Trieste si doveva moltiplicare per favorire l'accoglienza ai nostri esuli, ai profughi che dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia arrivavano a Trieste, alcuni dei quali poi sarebbero rimasti per mesi, per anni, per decenni nei centri profughi, alcuni sarebbero ripartiti e anche alcuni sarebbero ripartiti rapidamente, lasciando le loro masserizie in quello che oggi è visitabile, il magazzino 18, nel magazzino 26 del Porto Vecchio. Questi anni straordinari, ma che erano anche gli anni del recupero dell'Italia. Pensiamo al miracolo economico italiano degli anni 50, pensiamo al raddoppio del prodotto interno lordo, pensiamo agli aiuti che arrivavano con il piano Marshall, pensiamo alla costituzione delle grandi aziende che avrebbero rappresentato le colonne vertebrali della struttura economica italiana. Pensiamo alla rinascita sociale dell'Italia, a ciò che ci hanno raccontato i nostri genitori, a quegli anni 50 in cui l'Italia avrebbe conosciuto una grande crescita demografica. Era il momento in cui l'Italia riprendeva a vivere dopo il periodo oscuro della Seconda Guerra Mondiale. E Trieste avrebbe fatto parte di pieno diritto di questo momento e Gianni Bartoli sarebbe stato un alfiere di quel periodo e la sua attività non terminò quando lasciò il Palazzo del Comune. Egli continuò ad essere un protagonista della vita di Trieste, il LOI triestino, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, l'Unione degli Istriani. Il suo pensiero era costantemente rivolto all'Istria, agli esuli. Avrebbe anche scritto, avrebbe pronunciato dei discorsi in quegli anni per non dimenticare gli esuli, per non dimenticare i territori italiani e la presenza anche italiana in quei territori. Non dimentichiamo che circa 30.000 italiani rimasero, il 10%, meno del 10% rispetto a quelli che partirono, ma anche quelli che rimanevano dovevano essere tutelati, poiché doveva essere tutelata la cultura italiana che doveva poter continuare a vivere in quei territori. E grazie alla comunità degli italiani, agli sforzi che l'Università Popolare avrebbe fatto negli anni successivi, agli sforzi che il governo italiano avrebbe fatto, anche queste comunità hanno potuto continuare a sopravvivere. Non vorrei abusare del tempo che mi è stato dato. Il periodo storico che ci è stato assegnato è un periodo affascinante per la storia triestina. È un periodo tutto sommato caratterizzato da una grande gioia, da una grande soddisfazione, per taluni da un po' di tristezza, certamente per gli esuli istriani, fiumani e dalmati. Ma per la città di Trieste, che come il presidente Sardo Salbertini più volte ha ricordato, ha tutti i titoli per diventare la capitale morale dell'Adriatico e degli eventi dei territori orientali, per la città di Trieste furono anni di grande soddisfazione, di giustizia, di gioia per la comunità italiana, per la grande comunità italiana che da secoli aveva fatto parte di questa città. E onorare oggi il 11 di maggio del 2023, a pochi giorni dall'anniversario, dal 50° anniversario della morte di Gianni Bartoli, è un onore per il quale ringrazio tutti per la vostra presenza. Ringrazio l'amico Stefano Pilotto, la sua capacità di proporre degli affreschi storici, la conosco bene, forse non tutti voi, certamente tutti l'abbiamo apprezzata, ci ha fatto rivivere tutta questa fase. Io ero molto in imbarazzo nel venire a parlare in questa occasione. Imbarazzo perché la figura di Gianni Bartoli ha tante di quelle dimensioni
e molte di queste mi sono strettamente familiari per esperienza diretta, ma soprattutto per quello che era il rapporto strettissimo che ho avuto con mio papà, e quindi attraverso mio papà seguivo tutte queste vicende. Ha tante di quelle sfaccettature che trattarne di tutto non si può, e si tratta di scegliere, e questo era il mio imbarazzo. Pilotto ci ha parlato giustamente di Gianni Bartoli, ed è il tema di questo incontro, come il sindaco della seconda redenzione. Io vorrei in qualche modo spostare l'oggetto. Gianni Bartoli è stato il sindaco della seconda redenzione, ma prima ancora è stato il sindaco del secondo irredentismo, perché Trieste dal 45 al 54 ha vissuto una nuova vicenda dell'irredentismo. Cosa significa irredentismo? Gianni Bartoli, in un suo scritto, ha individuato le finalità della sua vita. Ha parlato di Dio, patria, libertà, famiglia. Dio, patria e famiglia è un trittico così che può essere familiare. Lui inseriva Dio, patria, libertà, famiglia. Ed è molto indicativo, perché il binomio patria e libertà è l'anima stessa dell'irredentismo. L'irredentismo ai tempi dell'Austria si è costruito su questo bisogno, patria e libertà. E Bartoli, quando compare sulla scena pubblica, ed è sostanzialmente il 30 aprile del 45, si ispira a questo binomio, patria e libertà. Compare in quel momento in quanto esponente della Democrazia Cristiana, anzi è il leader della componente democristiana nel CLN. Quel CLN che va sempre ricordato, qui a Trieste era assolutamente anomalo, perché la componente del Partito Comunista se n'era uscita per aderire agli organismi sloveni, quindi non c'erano per loro scelte, i comunisti se n'erano andati, loro si dichiaravano strumento al servizio di Tito e quindi di un CLN italiano non sapevano che farsene. Ed è quel CLN italiano senza i comunisti che è guidato da Monsignor Marzari, che si trova in carcere del Coroneo, che il 30 aprile dà il via all'insurrezione cittadina, che è un momento fondamentale. Un momento fondamentale perché era in atto quello che qualche storico definirà la corsa per Trieste, cioè il tentativo di Tito di arrivare assolutamente prima a Trieste di qualsiasi altro. Stalin aveva enunciato un principio che chi arriva per primo ha il diritto di imporre il proprio sistema socio-politico. Quindi arrivare per primo a Trieste significava per Tito dire Trieste diventerà Jugoslavia comunista come la voglio io. E CLN invece insorge il 30 aprile. Insorge per ordine che dà Monsignor Marzari dal carcere, ma è Bartoli che guida una parte delle CLN, comunque si muovono concordamente, in un'operazione che a mio giudizio è importantissima, perché l'insurrezione del 30 aprile, formalmente promossa dal CLN di Monsignor Marzari, vede il coinvolgimento in quell'operazione militare degli uomini del Corpo Volontario della Libertà, ma anche della Guardia Civica. Ed è una cosa che a ben pensarci potrebbe veramente scandalizzare. La Guardia Civica cos'era? Era un corpo paramilitare che si muoveva alle dipendenze del podestà di Trieste, Pagnini, quindi in teoria erano fascisti. E in quel momento, su invito esplicito del CLN, la Guardia Civica aderisce all'insurrezione. L'insurrezione si realizza mettendo insieme gli uomini del Corpo Volontario della Libertà e gli uomini della Guardia Civica. E il 30 aprile raggiungono il controllo della parte della città. Sul circondario i tedeschi stanno ancora combattendo contro le truppe di Tito, resistono in certe roccaforti, sostanzialmente il Tribunale e San Giusto, e Monsignor Santin ha un ruolo da protagonista nel convincere i tedeschi a desistere da quello che poteva essere un loro proposito di far saltare il porto di Trieste. C'è quell'immagine che è esposta nella cappella di Maria della Conciliazione, chiesetta di San Rocco, l'immagine della Madonna che era conservata da Monsignor Santin, di fronte alla quale Monsignor Santin in quell'occasione
e propriamente risulta del suo diario alle 17 del 30 aprile, esprime un voto chiedendo alla Madonna la salvezza di Trieste dal duplice pericolo, quello tedesco che si era in buona parte già esaurito, sembrava aver accettato la richiesta di non far saltare il porto, ma quello titino che stava incombendo. Di fronte a questi due pericoli, Monsignor Santin esprime il voto chiedendo alla Madonna il suo intervento e impegnandosi a costruire quel tempio che poi sarà il Tempio Mariano. Bartoli è coinvolto in prima persona. Bartoli è all'interno del Celenne ed è soprattutto strettamente a fianco di Monsignor Santin già nei tentativi con i tedeschi di evitare l'attentato alla portualità triestina. Quindi è già che opera in questo ambito e continuerà a farlo quando il 1° maggio arriveranno gli uomini di Tito e quando si scoprirà immediatamente che tutto erano meno che liberatori. C'è un dato che è molto significativo. Il Corpo Volontario di Libertà, che ripeto includeva gli uomini di Celenne e gli uomini del Podestà Pagnini, nello scontro con i tedeschi perde una decina di uomini. Dal 1° al 5 maggio, quando sono arrivati i titini, le vittime del Corpo Volontario di Libertà sono 150, quindi non c'è proporzione tra le due fasi. Bartoli in questa fase è pienamente inserito come Celenne, pienamente inserito nelle trattative, nei tentativi positivi con i tedeschi, e inserito nella fase successiva. Sarà Monsignor Santin a suggerirgli di nascondersi nelle giornate dei 40 giorni di Tito, e attiva soprattutto quello che a mio giudizio è la fase iniziale di questo nuovo irredentismo. Cosa significa il redentismo? Il redentismo significa avere due valori fondamentali, Italia e libertà, e in nome di questi due valori fondamentali trovarsi insieme accantonando le pur legittime divisioni che ci possono essere. Questo è il redentismo. Di fronte a situazioni di estrema rilevanza per la nostra collettività bisogna avere questa capacità. Se dobbiamo difendere l'identità italiana e la libertà delle nostre terre, dobbiamo anche mettere da parte le divisioni. Quell'incontro tra Guardia Civica e Celenne è la prima pietra di questo nuovo irredentismo, nel quale Bartoli si ritrova pienamente. E il 12 giugno parteciperà ovviamente alla gioia di tutti i triestini, vedendo che le truppe, come ha ricordato Pilotto, le truppe di Tito sono costrette ad andarsene. Partecipa già alla prima amministrazione, di cui il sindaco è nominato da Celenne, che è l'avvocato Miani, ma quando si va alle elezioni del 49 è Bartoli a essere eletto come sindaco e guiderà l'amministrazione dal 49 fino a quel 54 che è stato ricordato dal professor Pilotto. Ma la guiderà con una linea politica tutta finalizzata a questi obiettivi, tutta finalizzata a realizzare l'obiettivo che Trieste ritorni come suo diritto a far parte dell'Italia. E sarà un attivista instancabile in questo senso. Parlerà in giro per l'Italia, ma parlerà all'estero, si contatterà a tutti i livelli, con tutta l'efficacia della sua personalità, con tutta l'efficacia della sua profonda convinzione. Sarà veramente un momento apicale di irredentismo nella nostra città. Il risultato che si raccoglierà sarà frutto di tutto questo, non casuale. Per quanto riguarda le potenze alleate, hanno avuto sicuramente un alternarsi di atteggiamenti, ma la gravità dell'inizio degli anni 50 consisteva nel fatto che c'era la netta sensazione che fossero anche disponibili a scaricarci del tutto. Significativo quella nota tripartita che ha ricordato giustamente Pilotto, che viene emanata nell'imminenza delle elezioni del 48, nota tripartita che ogni anno la Lega Nazionale ricordava con delle manifestazioni, con dei cortei, ma della quale Francia, Inghilterra e Stati Uniti si erano completamente dimenticati. È risultato fondamentalmente un'operazione puramente elettoralistica
e sfruttare un'operazione elettoralistica di questo tipo non è che sia moralmente molto apprezzabile. Bartoli di quella nota tripartita non si era dimenticato, per lui continuava a essere una finalità fondamentale. Ed è significativo come in tutti questi 9 anni del suo essere sindaco il tema dell'Istria non l'ha mai accantonato. Trieste certo, ma anche l'Istria, quantomeno la zona B. Arriviamo al 53, il momento fondamentale, io ne sono sempre più convinto, è costituito dalla morte di Stalin. Morto Stalin, Tito, lo scrive Gilas nelle sue testimonianze, ha una reazione. Adesso possiamo riprenderci una politica estera e lo fa immediatamente, cioè fa un tentativo, un'ultima spallata sulla questione di Trieste, fa i discorsi bellicosi, fa i raduni di partigiani. È l'occasione nella quale ormai non ha più il terrore che aveva fino al giorno prima che arrivasse l'Armata Rossa a invaderlo e quindi tenta questo. Si trova, per nostra fortuna, di fronte alla reazione, una volta tanto, del governo italiano, il governo Pella, che non esita a mandare i carri armati a confine. Sempre Gilas racconta che Tito in quell'occasione raccomanda ai suoi di mandare i carri armati, ma non quelli di produzione americana, come erano quelli italiani, ma quelli di produzione russa che aveva da prima. Ma insomma, a parte queste piacevolezze balcaniche, la morte di Stalin cambia lo scenario. Tito fa questo tentativo, si trova di fronte alla reazione italiana, si trova di fronte soprattutto a quei caduti dell'autunno del 53, i triestini che scendono in piazza e che sacrificano la propria vita per dichiarare noi vogliamo essere italiani. E questo è un qualcosa che non può non aver giocato nelle prospettive, innanzitutto di Tito, ma anche dei paesi occidentali, che erano pronti a negoziare al peggio, alla fine si convincono di negoziare alla meno peggio, cioè almeno la zona A ritorna all'Italia. Dopodiché, sperimentato, visto che il colpo della spallata non era andato a buon fine, si rassegna a trattare e l'anno dopo abbiamo il memorandum di Londra. E Tito a quel punto passa ad altri obiettivi, si dà vita a quella sorta di terrorismo internazionale che realizzerà grazie ai suoi collegamenti internazionali e diventerà finanziatore della guerriglia in Argentina, finanziatore della rivoluzione in Egitto e altre cose del genere. Darà vita a quel aggregato degli paesi non allineati che si dichiareranno non allineati, però non c'è stata loro presa di posizione che sia mai andata contro i paesi dell'Est. Sempre poteva essere più o meno contro i paesi dell'Occidente, ma mai contro i paesi dell'Est. E questo era il frutto di questa azione a livello mondiale di Tito. Tito riscopre, con la morte di Stalin, la sua vocazione di rivoluzionario internazionale. E noi con il ritorno di Trieste all'Italia, chi l'ha vissuto non può dimenticare quelle giornate, sono quelle cose che restano perennemente nella vita di ciascuno di noi. Chi l'ha vissuto sa quando era il coinvolgimento di tutti i triestini in quell'evento. È significativo un episodio, e Vidali a raccontarlo. Racconta che si era presentato dal sindaco Bartoli, tra l'altro accompagnato Vidali da 2 guardie del corpo, una con la pistola nella cintura e l'altra con la bomba a mano, perché questo era il personaggio. Si era presentato dal sindaco Bartoli dicendo: guarda che se hai bisogno mettimi i uomini a tua disposizione. E sempre Vidali, qualche tempo dopo il ritorno di Trieste all'Italia, scriverà sul Lavoratore: certo che io ero favorevole al ritorno all'Italia, perché sapevo che se tornavo all'Italia io avrei potuto continuare a fare politica da comunista, ma avrei potuto farla. Se veniva Tito finivo immediatamente impiccato. Ecco, questo per dire qual era l'atmosfera che si era comunque creata attorno a questo ritorno. Era un momento di grande unità, di grande coinvolgimento, di grande passione. Bartoli guidava questa giunta, era sindaco di questo comune, accompagnato da una giunta che era costituita da coloro che erano i notabili della Democrazia Cristiana fondamentalmente, De Rinaldini,
Cisintin, Pecorari, cioè coloro che si erano formati come lui ai tempi del fascismo nell'ambito dell'azione cattolica, della FUCI, e che avevano dato la loro opera al servizio della collettività. E questa giunta continua a governare. L'elezione del 49 e poi quelle successive, il 54 e continua dopo il 54, con un operare estremamente positivo, pieno di realizzazioni, con quel grosso problema dell'accoglienza dei profughi istriani, ma con tanti altri aspetti di vera e propria lungimiranza amministrativa. Ad esempio il fatto che sotto Bartoli sia avviato l'aeroporto e che sotto Bartoli nasca l'organismo che poi realizzerà l'autostrada, dimostra quanto egli fosse consapevole che un amministratore deve preoccuparsi in primo luogo di questi aspetti, anche se non farà in tempo a festeggiare il taglio finale dei lavori, come molte volte scatta come meccanismo, ma questo conta per la città e lui l'ha fatto, ha costruito non so quante abitazioni, ha fatto tutta una serie di iniziative, cioè è stato un amministratore veramente esemplare, eccezionale. È stato. Poi però nel 57, quindi dopo 8 anni della sua presenza al municipio, viene defenestrato, non dalle opposizioni, viene defenestrato dai suoi, viene defenestrato da un vero e proprio colpo di Stato organizzato da chi nel frattempo aveva preso nella Democrazia Cristiana il posto della vecchia classe dirigente dei moderati, della vecchia classe dirigente che sostanzialmente era una classe irredentista. All'epoca si chiamavano, mi pare, i giovani turchi, poi diventano varie denominazioni, alla fine trovano la loro etichetta finale in quella dei Morotei. I Morotei sono coloro che provocano la cessazione anticipata del mandato di Gianni Bartoli. Provocano questo e provocano e terminano il suo isolamento, cioè loro si collocano in politica contro tutta questa linea, quella linea che aveva in Gianni Bartoli la figura più rappresentativa, in Redento Romano una guida diciamo politica del gruppo e in tanti personaggi, uno più degno dell'altro, che rappresentavano l'entourage perfettamente omogeneo alla figura di Gianni Bartoli. Mamma mia, se ricordarsi di chiuderlo. Questo avviene nel 57 e a quel punto Gianni Bartoli si trova completamente isolato. Le figlie potranno ben confermarmelo, perché questa è la situazione, è una situazione che io in larga parte l'ho vissuta attraverso i rapporti che Gianni Bartoli aveva con mio papà, con i quali erano i rapporti strettissimi e si sentivano frequentemente. È stato attraverso mio papà che poi c'è stato tutto il coinvolgimento di Gianni Bartoli nell'associazionismo Giuliano Dalmata, Unione Istriani, Venezia del Mazia. È stata una fase nella quale Gianni Bartoli non ha mai smesso di ricordare che la questione Istria non era chiusa. Guardate quanto diversamente da quello che sarà la ratio che guiderà i Morotei quando porteranno a realizzazione il Trattato di Osimo. Guido Botteri lo dichiarava esplicitamente: bisogna fare questo trattato per mettere una pietra tombale sulla questione Istria a Trieste. Questa è la loro filosofia. E Gianni Bartoli questo non lo condivideva, l'ha combattuto in tutte le maniere. Non ha fatto in tempo a combattere Osimo perché è deceduto prima. Non ci vuole una grossa fantasia per immaginare quanto l'avrebbe combattuto se ancora vivo. Gianni Bartoli comunque in quella fase, dove isolato dal partito, ci sarà anzi un atto nei suoi confronti che a mio giudizio aveva più che altro un carattere quasi irrisorio. Gli offriranno in un certo momento, non so in che anno, forse del 53, gli offriranno dopo il 53, gli offriranno la candidatura al Senato, la Democrazia Cristiana, quando era matematico, ma io me lo ricordo all'epoca, matematico il fatto che la Democrazia Cristiana mai e poi mai avrebbe eletto un senatore a Trieste. E allora sì, gliel'hanno offerta, perché non fosse eletto. Se gli avessero offerto alla Camera avrebbe stravinto, ma non l'hanno fatto. Vedete, i Morotei, forse è un po' la mia fissazione, ma erano dei personaggi politici, parlo del passato, perché erano dei personaggi politici con una notevole lucidità. Tutto si poteva loro rimproverare, meno che la lucidità
machiavellica, io preferivo individuare la componente leninista nei loro comportamenti. Avrebbero voluto essere marxisti-leninisti, non potevano essere marxisti perché cattolici, quindi non era compatibile. Avevano scelto di essere leninisti e grazie al loro leninismo questi ragazzi trentenni si erano impossessati della Democrazia Cristiana e grazie al loro leninismo avevano fatto un quadrato e avevano espulso tutti coloro che erano la storia della Democrazia Cristiana, che era la storia di questo nuovo irredentismo tristino. Guido Botteri, che era sicuramente il personaggio intellettualmente più lucido del gruppo, lo ha dichiarato in ripetute volte. Il suo nemico, quasi personale, era il liberal nazionalismo. E la sua operazione anti-Bartoli era proprio questa. Bartoli si identificava col liberal nazionalismo e quindi andava tolto di scena, assolutamente. Se Bartoli avesse vissuto la fase di Osimo, certo sarebbe stato oppositore in prima fila, ma era stato negli anni precedenti, proprio insieme con mio papà, in tutte le occasioni nella quale sembrava che la Jugoslavia volesse far trovare di fronte al fatto compiuto e far diventare sovranità sua sulla zona B quella che tale non era. E in quell'occasione, che so, spostando, mettendo al confine le tabelle con scritto confine di Stato anziché linee di demarcazione, tentavano il fatto compiuto. Normalmente succedeva, adesso possiamo dirgli, che a mio papà arrivava la soffiata dalla Farnesina, mobilitava i vari comitati per la difesa della zona B e Bartoli in prima linea ci si attivava e a un certo punto il governo italiano interveniva e contestava questa operazione e quindi svuotava del loro significato. Ci sono dato un 3 o 4 di questi passaggi nelle quali Bartoli si era mosso pienamente in sintonia con l'Unione degli Istriani e con mio papà. Ma prima ancora, a proposito dell'ultimo accenno familiare, prima ancora la stessa nascita dell'Unione degli Istriani è legata alla figura di Gianni Bartoli, o meglio, è legata alla figura di Gianni Bartoli che mette in contatto mio papà con la signora Bartoli, che era nemica di un esponente democristiana a Roma, e dà una lettera di presentazione a mio papà. Mio papà, dopo il 1954, va a Roma, si incontra con questa persona e si convince che c'è possibilità di operare per evitare la rinuncia alla sovranità della zona B. Torna a Trieste e David era andato là per mandato della Lega, torna a Trieste e fonda l'Unione degli Istriani con questa finalità nella quale Bartoli è coinvolto al 100% e di cui in varie fasi è stato al vertice dell'associazione. Ecco, questo per dire che la figura di Bartoli nella storia della nostra città è legata a questo secondo irredentismo. Sembrava prima con la sua esclusione, poi con la rimozione quasi della memoria pubblica, che fosse tutto finito. Fortunatamente, io ripeto tante volte, la storia non conosce né i sempre né i mai, e questo è stato anche per l'irredentismo di Gianni Bartoli. È successo la vicenda Osimo, che è stata un po' la pietra d'inciampo per il sistema moroteo. Su Osimo, che voleva essere finalizzato, lo diceva Guido Botteri, a mettere una pietra tombale sulla questione istriana, su Osimo Trieste è insorta nuovamente. È stata una nuova manifestazione di irredentismo triestino, il terzo irredentismo, quello successivo alla rivolta contro Osimo. E in questo senso Bartoli non ha potuto vederlo, ma certamente di là sicuramente lo ha apprezzato, perché è stato un momento di libertà, patria e libertà, quei valori ai quali egli aveva improntato tutta la sua esistenza e che aveva rispettato pienamente in tutto il suo operare. Concludo solo con 2 indicazioni. Io ho fatto avere una copia del nostro periodico, che avete trovato, dove si fa un po' la storia del pensiero liberale nazionale, sostenendo la tesi che è una sorta di fiume carsico nella storia triestina. In certi momenti in superficie, poi scompare, ma poi ricompare. Bartoli ha espresso una di queste riapparire del fiume carsico liberale nazionale. E poi anche un testo che era stato pubblicato dal Piccolo il 4 aprile del 98, un testo scritto dal nostro Antonino Augusto, che è qui presente,
che si è dedicato a descrivere la figura di Gianni Bartoli, patriota e galantuomo per anni più difficili. Mi è sembrato esemplare. Ecco, se avessi voluto dedicarmi non al fatto politico ma alla persona, mi sarei limitato a leggere quello che ho scritto e Colonnello Augusto. Ultima cosa, una infinità di notizie su Gianni Bartoli sono contenute in questi 2 volumi. Bartoli, il sindaco della seconda redenzione di Trieste, Bartoli, i ricordi e gli anni. Sono stati compilati in buona parte per opera del figlio Bruno, con tanto materiale dell'archivio di famiglia, e sono una raccolta preziosissima per conoscere tutto quello che ha riempito la vita di Gianni Bartoli. Ecco, mi piace ricordare, così voglio chiudere con questo, l'inizio. Gianni Bartoli nasce a Rovigno. Quando scoppia la guerra, prima sono costretti come famiglia a lasciare Rovigno, poi la mamma di Gianni Bartoli è tra quelle migliaia e migliaia di italiani che vengono costretti a un esodo forzoso in Austria, e loro, la mamma di Gianni deve andare in Austria in questa specie di lager che gli Asburgo avevano approntato per i propri cittadini, perché erano cittadini asburgici. Ed è un qualcosa che segna un triste precedente asburgico. Non so se altri stati hanno fatto altrettanto, ma quando qualcuno reclama che i 3 presidenti vadano a rendere omaggio a quel campo dove durante la guerra il fascismo aveva recluso gli oppositori, dovremmo ricordare anche i tanti campi dove migliaia e migliaia di italiani dell'Istria e di Trieste hanno passato gli anni della guerra mondiale. Quello è stato l'esordio, un triste primato dell'Asburgo. Questi volumi li abbiamo pubblicati ormai diversi anni fa, temevo fossero esauriti. Fortunatamente Betty, nelle sue capacità infinite, mi ha detto che ne avevamo ancora, per cui se qualcuno ha interesse, e ripeto sono veramente un documento imperdibile, li trova rivolgendosi alla vostra Betty, perché Betty ormai è patrimonio comune. Niente, grazie ancora. Abbiamo sforato il tempo, quindi la mia relazione non la faccio, perché ho rispetto del vostro tempo. Quindi volevo semplicemente concludere dicendo che in uno di questi volumi, di cui sono stati citati Aurora dall'avvocato Sardos, c'è un intervento di Gonnella, il ministro, l'onorevole Gonnella, che sottolinea il legame tra Bartoli e Trieste. Quindi il cattolico che si impegna in politica è colui che si fa carico delle problematiche della propria polis e quindi vive del suo lavoro come ha vissuto Gianni Bartoli, non ha vissuto della politica, anzi ha dato il meglio di sé per il suo impegno politico e poi sempre ha cercato di essere fedele all'educazione cattolica. Quindi da giovane, nell'azione cattolica, nella FUCI, e quando era ormai ricoverato alla Salus, perché il tempo gli era scaduto in questa vita, Paolo VI ogni sera faceva telefonare dal suo segretario per conoscere le situazioni di salute di Bartoli. Perché? Perché Bartoli aveva militato nella FUCI ed era stato uno degli organizzatori del primo convegno della FUCI a Trieste con Giovanni Battista Montini. Fu un cristiano fedelissimo. Io gli ho dato gli ultimi sacramenti, ovviamente ci sono pensieri che restano nel mio cuore, ma la fede di quest'uomo, il desiderio di essere utile
a Trieste e all'Istria, ecco, lo percepì in ogni circostanza della sua vita. Quando venne messo da parte, il suo rapporto con Santin era quasi quotidiano. Erano entrambi di Rovigno. Le famiglie di Santin e di Bartoli erano internati a Vagna, vicino a Graz, a Vagna, di cui ha citato lui. E poi, ecco, spostate a Vienna, dove poi Santin celebrò la sua prima messa nel 1918. Bartoli fu un cristiano impegnato in politica, senza ovviamente usufruire di quei benefici non legittimi che spesso le persone qui presenti, molti politici fanno. Pertanto è un esempio per noi cristiani di essere inseriti nella polis con i nostri valori. E anche quando il Presidente nel 1954 venne in Italia, venne a Trieste, a San Giusto, e Monsignor Santin proclamò quel discorso che chiamava una redenzione monca, perché mancava l'Istria. Chi fu vicino a Santin furono questi due, Bartoli e Montanelli. Montanelli scrisse sul Corriere della Sera allora che ci fu veramente un prete capace di dire davanti al Presidente della Repubblica e al governo ciò che l'Italia aveva non completamente esaurito. Ecco allora gli uomini che contano non sono quelli che vanno come, diciamo, le anguille o i serpenti, ma quelli che vanno con la linearità di una, diciamo, colonna vertebrale retta e sanno essere leali anche davanti ai potenti. Questa è la figura di Bartoli, che anche col CLN, con Don Marzari, ecco, e poi c'era accanto, poi stato Spacini, eccetera, ma Bartoli fu questa persona capace di coniare l'amore di patria, l'amore della propria città nella dimensione di quello che è il senso di giustizia davanti a tutti e davanti comunque e dovunque. Ecco allora che la figura di Bartoli non può essere semplicemente messa da parte perché è datata, ma io vorrei dire qui al rappresentante della regione che l'aeroporto di Ronchi ha diritto di essere titolato Gianni Bartoli. Facciamo un applauso.